Allora, 2017, le azioni sono abbiamo detto, sul sociale, quindi l'attenzione case, questo l'abbiamo, e sono inserite anche nell'autorità urbana, quindi il fatto di mettere a posto insieme all'altra altre case, quindi cercare di rispondere sempre di più a questa domanda. Sul tema della sicurezza, continuare sempre di più sull'idea di una comunità che si prende cura l'uno dell'altro, quindi un'idea di sicurezza partecipata vera, quindi continuare con forza su questo tema. 2017, primi mesi, dobbiamo assolutamente risolvere il tema, e l'abbiamo già detto in Consiglio Comunale, degli spazi aperti, quindi dell'open piave, quindi è un tema che verrà risolto assolutamente in tempi brevi. Il tema di continuare lo sviluppo economico, quindi sicuramente valorizzare la cultura come meccanismo di formazione di una comunità che ci fa vivere meglio, ma anche capace di attrarre turisti e attrarre investimenti, quindi bisogna assolutamente continuare nel mix che siamo riusciti a fare di cose nostre, quindi di bellezze di nostro patrimonio, di forza dei festival sui quali bisogna lavorare di più e sempre di più insieme, e il fatto di continuare con le mostre. Nel 2017 abbiamo la mostra importante. E poi insomma, sono delle linee guida sulle quali ci vogliamo muovere. Concretamente abbiamo tanti progetti concretizzabili. Il piano delle opere che abbiamo esposto in Consiglio Comunale dimostra anche che abbiamo le idee molto chiare sui quartieri, quindi i quartieri diventati Era questo. dove volevo arrivare. Quartieri. Attenzione, nel 2017 adesso si passa ai quartieri. Ad esempio, due cose. Beh, ma che sui si quartieri, possono allora dire. si passa sui quartieri, va bene, però devo dire che ha avuto più eco. Se noi guardiamo gli investimenti che in questi 3 anni abbiamo fatto sui quartieri, sono tanti, hanno avuto più eco, più risonanza quelli fatti in centro, perché sono stati tanti e partivamo dal fatto che era importante fare delle azioni che dal centro dovevano irrogarsi in tutto in tutta la città, però insomma abbiamo fatto già molto e vogliamo continuare in questa direzione. Quello della Ghirada è un quartiere. Via Ghirada è un quartiere, la Fognatura, cioè quando diciamo che Treviso, io sono partito da aggregante, perché il comune deve anche fare delle cose cercando di guidare risorse di altri. Per esempio ATS, 1,7 chilometri di fognatura Sapelaio è fondamentale. Adesso dobbiamo lavorare sulla fognatura, per dire, di via Mandruzzato, e quelli sono dei lavori che fa ATS, però per dire è una cosa, quello è sicuramente un intervento in un quartiere che vogliamo fare. Su Santa Maria del Rovere abbiamo, non è solo Santa Maria del Rovere, tutta la zona nord, e lì stiamo aspettando che ci arrivi la buona novella del quando, perché l'AN dovrebbe essere certo, era certus anni, certus quando ci arrivano questi oltre 15 milioni di euro in teoria. Quando arrivano queste somme, qui ci sono degli investimenti molto importanti dal punto di vista della mobilità, delle piste ciclabili che collegano la zona nord, dal punto di vista della riqualificazione di impianti sportivi, quindi ci sono Campo Eolo, ci sono tantissimi anche interessi. le scuole sono quartieri. Poi sui quartieri c'è tutta una grande attività di manutenzione ordinaria che va fatta, quindi l'anno del 2017 deve essere anche un anno di manutenzione di strade, di luci, di quei lavori che incidono almeno nominalmente per circa 8-9 milioni di euro. Cioè, noi ci siamo fatti la lista della spesa, e se avessimo in astratto la disponibilità di fare nello stesso momento in cui decidiamo tutti i lavori, abbiamo lavori per circa 9-10 milioni di euro soltanto tra manutenzione strade e luci. Quindi l'attenzione ai quartieri sarà un'attenzione, ci si va male a dire adesso analiticamente, ma è un'attenzione assolutamente forte. Abbiamo già iniziato, l'avete anche visto al piano dell'opera.